Quali sono le novità, Sindaco, sulla Fondazione di Agrigento, capitale della cultura, che da tempo subisce diverse critiche circa la redazione del nuovo statuto e che sta impedendo l'attività della stessa verso il 2025? Siamo quasi addirittura d'arrivo e i miei dirigenti hanno presentato le controdeduzioni al parere sfavorevole dei revisori dei conti, quindi andrà in consiglio e spero a breve di chiudere la partita. È ottimista, fiducioso? Sì, sono ottimista e fiduciosa perché ho fiducia nei consiglieri comunali, ho fiducia anche in tutti i cittadini, ho fiducia che tutti possano capire l'importanza di quello che stiamo ottenendo per Agrigento, un'opportunità che non passerà mai più, è un treno che si prende una volta sola nella vita. Agrigento potrà finalmente cambiare e diventare città europea. Si ricucirà lo strappo con il dottor Mangiacavallo dell'Università? Ma non c'è stato mai uno strappo. È stato forse pubblicato da qualcuno, da qualche vostro collega, ma io personalmente non ho mai fatto nessuno strappo con nessuno, non è il mio carattere, non è il mio costume. Abbiamo già lavorato insieme per più di 1 anno e mezzo, stiamo continuando a lavorare tuttora, quindi si va avanti. Chi sarà il presidente della fondazione? E il presidente della fondazione poi verrà eletto dai componenti del CDA, quindi ora non lo possiamo sapere. Qualche rimbalzo in vista? Non vorrei sbilanciarmi. C'è mal di pancia però, si sente che c'è qualcosa che stride all'interno della Giunta. Ma lo vedete forse voi, io non riesco a percepirlo.